Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Una festa finita in tragedia a San Gregorio. Un imprenditore spara per sedare una lite e uccide il figlio che era intervenuto per fermarlo. Ferito anche un amico della vittima. Il sindaco Sgroi, la nostra comunità è sconvolta. Soccorritori da soccorrere, ancora aggressioni nei confronti del personale del 118, ambulanze danneggiate a Monreale e a San Gregorio. Il presidente Castro, basta la violenza contro chi presta aiuto. Il procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia Michele Prestipino indagato a Caltanissetta per rivelazione di segreto d'ufficio. Avrebbe riferito notizie riservate all'ex capo della polizia Gianni De Gennaro. Messina Denaro, arrestato a Campobello di Mazara per associazione mafiosa un avvocato massone, Antonio Messina, accusato di aver gestito la cassa del capomafia latitante. Per Laura Bonafede, amante storica del boss, meritava una lezione per aver violato i loro accordi economici. Monreale su TikTok, in racconto agghiacciante di un giovane descrive le fasi di prima e dopo la sparatoria della strage con 3 vittime e 2 feriti. Una studentessa spagnola di 22 anni è stata violentata in via Roma a Palermo la notte del 26 aprile. Arrestato un cittadino tunisino. La giovane si trova in città per un progetto Erasmus. Bullismo, individuati componenti del branco che ad Avola hanno aggredito una ragazzina di colore. Sono tutti giovanissimi, si valuta l'aggravante razziale. Domani corteo contro la violenza. E poi il calcio, il Catania ha già in testa i play-off e la sfida contro il Giuliano. Rosa al completo per Toscano. In vendita i biglietti per assistere al match di domenica. Sino a giovedì diritto di prelazione per gli abbonati. Avete sentito, follia a San Gregorio, un imprenditore spara durante una festa di compleanno e uccide il figlio che era intervenuto per fermarlo, ferito anche un amico della vittima, il sindaco Sgroi. Siamo sconvolti. Tonino De Mana. Un'atmosfera gioiosa, quella di una festa di compleanno sfociata in tragedia. A perdere la vita un 23enne Carlo Laverde, studente universitario iscritto alla facoltà di economia e impresa a Catania con la passione per il padel. Ad ucciderlo il padre, un imprenditore di 62 anni accusato adesso di omicidio volontario. Il tragico epilogo si è consumato intorno alle 23:30 nel corso di una lite scoppiata in una villa di via Bellini 45 a San Gregorio. Durante la serata, organizzata in una struttura utilizzata per eventi privati, il gestore della sala non avrebbe gradito l'atteggiamento di alcuni invitati e nel tentativo di riportare la calma ha esploso alcuni colpi di pistola a scopo intimidatorio. È a quel punto che il figlio sarebbe intervenuto insieme ad altri per fermare il padre che nel parapiglia ha esploso altri colpi di pistola, uno dei quali ha raggiunto mortalmente il 23enne. L'altro proiettile ha ferito alla caviglia un 31enne che è stato trasportato all'ospedale Canizzaro, da dove poi è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gravina ed i militari della sezione investigazioni scientifiche che hanno effettuato i rilievi del caso. Poca voglia di parlare e tanto sgomento per una famiglia particolarmente conosciuta a San Gregorio. Dispiace tanto a tutta la comunità sangregorese, ci stringiamo in questo dolore. Ecco. L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore Rocco Liguori del pool di magistrati diretto dall'aggiunto Fabio Scavone, che hanno sentito gran parte dei partecipanti alla festa, tragicamente conclusa in un bagno di sangue. Monreale e San Gregorio, ancora aggressioni nei confronti dei soccorritori con danni alle ambulanze. Il presidente del 118 Castro, basta la violenza contro chi presta aiuto. Per il 1° maggio ha annunciato uno sciopero simbolico di 3 ore. Tonino De Mana.
Non è cambiato nulla in quello che è il nostro approccio, quindi certamente una spiegazione non riesco a darvi. Non si dà pace il presidente della Seus 118 Riccardo Castro dopo l'ennesima aggressione al personale sanitario con conseguente danneggiamento del mezzo di soccorso. L'ambulanza che vedete con il lunotto in frantumi era andata in via Bellini 45 a San Gregorio, dove si è consumato il dramma della famiglia Laverde. Vetri rotti, qualche ammaccatura e tanta indignazione, specie se si tratta di episodi che si ripetono in tutta la loro drammaticità. Dopo Monreale, San Gregorio, segno evidente che qualcosa alla voce sicurezza non funziona. Si è creato veramente un fenomeno che nel tempo sta, devo dire, in maniera anche costante, incrementandosi. Missioni di soccorso e rischi enormi, da qui l'appello. Il nostro è chiaramente un appello anche rivolto a tutta la popolazione affinché si capisca davvero quello che è il ruolo di questi angeli del soccorso, perché io lo dico sempre, ma è così, sono ragazzi deputati davvero a soccorrere la nostra comunità, chi ha bisogno. Per il 1° maggio, dalle 9 alle 12, in tutta la Sicilia, è stato annunciato uno sciopero simbolico di 3 ore con l'applicazione di un adesivo nei mezzi di soccorso in segno di rispetto e gratitudine per il lavoro che gli operatori svolgono ogni giorno con coraggio e dedizione. Il procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia, Michele Prestipino, indagato a Caltanissetta per rivelazione di segreto d'ufficio. Avrebbe riferito notizie riservate all'ex capo della polizia Gianni Di Gennaro. Il servizio di Rita Cinardi. Avrebbe riferito notizie riservate sullo stato delle indagini sulle cosche calabresi e sulle infiltrazioni nelle imprese del nord all'ex capo della polizia Gianni De Gennaro, ora presidente di Eurolink, il general contractor per la progettazione e la costruzione del ponte sullo stretto di Messina, e a Francesco Gratteri, consulente della società per le questioni legate alla sicurezza. Con questa accusa è indagato per rivelazioni di segreto d'ufficio il procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia, Michele Prestipino. La conversazione sarebbe stata intercettata nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Caltanissetta sul periodo delle stragi del 92. L'ipotesi, spiegano i PM, che nella qualità di pubblico ufficiale, essendo procuratore aggiunto presso la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo con delega al coordinamento delle sezioni 'Ndrangheta e Cosa Nostra, abbia rivelato notizie che dovevano rimanere riservate. Tale rivelazione del segreto, dicono i PM, avrebbe riguardato rilevanti particolari delle indagini in corso da parte di alcune direzioni distrettuali antimafia, anche con riferimenti all'uso delle intercettazioni. Secondo l'ipotesi accusatoria sono state rivelate notizie gravemente pregiudizievoli per le indagini di più uffici distrettuali e vi sarebbero concreti elementi per ritenere che Gratteri, anche per conto di De Gennaro, avrebbe già avvisato del corso delle stesse indagini alcuni protagonisti della vicenda. Il procuratore aggiunto, dopo aver ricevuto un avviso di garanzia, è stato convocato per un interrogatorio, ma come riferito dal suo avvocato Cesare Placanica, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il legale ha espresso infatti dubbi sia in ordine alla utilizzabilità del materiale probatorio su cui si fonda l'accusa, sia rispetto alla competenza territoriale del Tribunale di Caltanissetta. E si allunga la rete di fiancheggiatori di Messina Denaro. L'ultimo è l'avvocato Antonio Messina. Avrebbe gestito i suoi affari, ma doveva essere punito per un presunto tradimento. Laura Spanò. Per gli investigatori del Rossi che indagano sulla rete di fiancheggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro, l'avvocato Antonio Messina, 79 anni, arrestato stamani, avrebbe fatto parte di Cosa Nostra e lui, Solimano, citato nelle lettere che il latitante si scambiava con l'amante Laura Bonafede. Quel Solimano di merda ci ha distrutti, diceva sprezzante la maestra. I due avevano progettato anche di intimidire l'avvocato ritenendo che avesse violato accordi economici. Era stata la stessa Bonafede nelle sue dichiarazioni spontanee nel corso del processo che la vedeva imputata a dire che Solimano era Antonio Messina, zio del marito. A Messina il GIP ha concesso i domiciliari per l'età. L'avvocato avrebbe gestito i soldi della famiglia mafiosa di Campobello, garantendo a Messina Denaro il sostentamento economico durante la latitanza. La DDA di Palermo contesta all'avvocato l'associazione mafiosa. Non sono i primi guai giudiziari per l'avvocato, è stato condannato per traffico di droga e radiato dall'ordine professionale. Anziano massone insonne, dall'inchiesta coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido emerge anche la volontà dell'avvocato di mettere le mani su un bene confiscato alla mafia a Campobello. Messina parla con il mafioso Giovanni Vassallo spiegandogli cosa si poteva fare in quei 10.000 metri quadrati sopra la circonvallazione. Dalla conversazione emerge che Messina voleva coinvolgere nel progetto di acquisizione del terreno altre persone e richiedere il bene come entità societaria o associazione no profit e informarsi sulla cessione del bene con un non meglio indicato assessore.
Un racconto agghiacciante di un giovane descrive le fasi di prima e dopo la sparatoria della strage di Monreale con 3 vittime e 2 feriti. Sentiamo Adelaide Barbagallo. C'è l'audio di un giovane che su TikTok racconta la strage di Monreale avvenuta tra sabato e domenica in cui sono morti 3 giovani e altri 2 sono rimasti feriti. Secondo gli investigatori ricostruisce quanto accaduto. Il giovane nell'audio parla con un amico e gli spiega le varie fasi di prima e dopo la sparatoria. Tutto inizia perché qualcuno dei giovani palermitani si era avvicinato verso lo scooter di Salvatore Turdo, una delle vittime. Uno dei palermitani a bordo di uno scooter, dovrebbe essere proprio Salvatore Calvaruso, 19 anni, arrestato per il triplice omicidio, ha rischiato di investire Turdo tagliandogli la strada. Salvo, che era testa calda, racconta il giovane, gli ha detto attento che ci sono anche i bambini. Il giovane scendendo dallo scooter gli ha risposto tu chi sei? In un primo momento, anche con l'intervento del cugino di Salvo, Andrea Miceli, si è cercato di riportare la calma. Chiedigli scusa che ci stiamo divertendo tutti. Ma mentre uno del gruppo dei monrealesi era girato è arrivato un colpo di casco. A questo punto è partita la lite. Ad avere la peggio i palermitani. Erano con i volti insanguinati. Alla fine sono tornati e hanno preso i ferri, cioè le pistole, e hanno iniziato a sparare. Drammatica la fine del racconto. Lo capisci che poteva sparare anche a me? Salvo, racconta il giovane in lacrime, mi è morto tra le braccia, aveva una ferita al collo, mi chiedeva aiuto e io non sapevo cosa fare. Questa dunque la dinamica raccontata su TikTok. Gli inquirenti continuano a cercare i complici di Salvatore Calvaruso. Spavaldo e violento, ecco chi è Salvatore Calvaruso, il killer di Monreale. Nel suo profilo TikTok, le serate con gli amici, la box e la pistola in tasca. Marco Gullà. Sicuro di sé, spavaldo, senza nessuna ambizione, basso di statura, occhiali, dai riflessi specchiati, baffetti curati. Salvatore Calvaruso, 19 anni compiuti il 1 febbraio, il criminale che ha spezzato le vite dei suoi coetanei, camminava con una semiautomatica in tasca. Tra i casermoni dello Zen era noto per aver fatto pugilato, praticato per anni e poi abbandonato nel 2022 per iniziare a lavorare come ragazzo delle consegne nella zona di Viale Strasburgo. Le serate con gli amici, qui lo vediamo assieme ad altri ragazzi dello Zen, foto che ovviamente è materiale per chi sta indagando sulla carneficina di Monreale. Questo il suo profilo TikTok, box, poster di Paolo Di Bala, cantanti neomelodici, fotografie di serate e di amici, alcuni perduti. Qualche precedente penale per furto, chi lo conosce lo descrive come un ragazzo dal carattere difficile, ma che comunque mai avrebbe immaginato che potesse commettere un fatto grave come quello di sabato notte. Allo Zen, come di consueto, nessuno vuole parlare dell'accaduto. Alcuni residenti ci minacciano e ci raccomandano di andare via. Contattiamo al telefono la mamma di Calvaruso. Ieri la donna aveva detto tra le lacrime di essere enormemente dispiaciuta per quanto successo, ma oggi non parla più e chiude la telefonata quando ci presentiamo. Un quartiere difficile che si chiude. Adesso è caccia ai complici e amici del 19enne. E ancora cronaca, una studentessa spagnola di 22 anni è stata violentata in via Roma a Palermo la notte del 26 aprile, arrestato un cittadino tunisino. La giovane donna si trova in città perché in Erasmus, il servizio. Aveva trascorso una serata assieme ad amici nei locali del centro storico di Palermo, poi però quando stava per tornare a casa è stata avvicinata da un cittadino tunisino ed è stata violentata. Una notte da incubo per una studentessa spagnola in Erasmus a Palermo, stuprata nei pressi di via Roma la notte del 26 aprile. La vittima, 22 anni, è stata avvicinata dal cittadino tunisino nel tratto vicino alla stazione centrale mentre tornava a casa. Dalle prime notizie sembrerebbe che la giovane fosse sola, anche perché gli amici con cui aveva trascorso la serata abitano in altre zone della città. La ragazza ha denunciato la violenza immediatamente ai carabinieri, che hanno arrestato l'uomo accusato dello stupro. La 22enne in questi giorni è supportata anche da un'equipe di psicologi dopo il trauma. Un episodio che fa ripiombare la città a luglio del 2023, quando ad essere violentata fu una ragazza palermitana da un gruppo di 7 ragazzi. Dinamiche differenti che fanno però ancora una volta scattare l'allarme sicurezza nel capoluogo siciliano. Individuati i componenti del branco che ad Avola hanno aggredito una ragazzina di colore. Sono tutti giovanissimi, si valuta l'aggravante razziale. Adelaide Barbagallo.
Hanno agito in 5, tutti minorenni, 4 ragazzine e un ragazzo. Sono stati individuati gli autori del brutale pestaggio avvenuto ad Avola sabato scorso, vittima una ragazza di colore. Hanno un'età compresa tra i 13 e i 15 anni. Sono stati individuati grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona e ai video diffusi sui social. Durante le violenze, diversi altri giovani infatti hanno ripreso la scena con i telefonini senza intervenire, pur vedendo la vittima in grave difficoltà, fino a quando ormai a terra e colpita con calci anche alla testa è stata soccorsa da una coetanea. Il movente dell'aggressione è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno anche valutando la posizione di altri coinvolti nell'episodio. Al momento i minori maggiori di 14 anni sono indiziati di lesioni personali, non escludendosi allo Stato anche l'aggravante razziale. Anche per i soggetti con meno di 14 anni la legge non esclude però che il giudice competente formuli un giudizio di pericolosità sociale. Quella stessa sera, poco prima, c'era stata un'altra aggressione, sempre contro una coetanea. Anche in questo caso una violenza gratuita, con altri che stanno a guardare e girare video. Domani mattina un corteo si snoderà per le vie di Avola per dire no alla violenza. Adesso andiamo a Mazara, domani funerali e lutto cittadino per Leonardo Titone, il 15enne morto cadendo dal tetto in uno stabilimento abbandonato. Gli investigatori hanno ricostruito i minuti che hanno preceduto il tragico gioco. Laura Spanò. Si terranno domani alle 11 presso la Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo i funerali di Leonardo Titone, il ragazzino morto cadendo dal tetto dell'ex stabilimento vinicolo sul lungomare San Vito. Gli investigatori hanno ricostruito che Leonardo, nella prima serata di sabato, insieme a un gruppetto di amici, aveva deciso di visitare l'opificio in disuso da decenni. Sarebbero riusciti a introdursi attraverso un varco fra le mura, nonostante diversi cartelli ne vietassero l'accesso perché pericoloso. Insieme a Leonardo l'amico Khalil, che sarebbe saltato per primo, cadendo però da una decina di metri. Più sfortunato Leonardo, che cadendo avrebbe sbattuto fatalmente la testa per poi finire addosso allo stesso Khalil, che si sarebbe fratturato la gamba destra. Sarebbe stato lui a chiamare con il telefonino il 118. Khalil si trova ricoverato all'ospedale dei bambini di Cristina di Palermo. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Al funerale di Leonardo saranno presenti anche la mamma Tania Voigtman e la sorellina Noemi, che abitano in Germania. La procura di Marsala ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Gli inquirenti stanno valutando se l'area, pur dichiarata inaccessibile, fosse realmente messa in sicurezza, dato che l'ingresso era facilmente raggiungibile con un passaggio praticato nella recinzione. Un guasto alla condotta dell'acquedotto del Fiumefreddo comporterà disagi a Messina nell'erogazione dei prossimi giorni e quella perdita ha causato un altro effetto, il mare rosso a Sant'Alessio. Francesco Triolo. Il mare del Capo Sant'Alessio rosso, un fenomeno che ha catturato l'attenzione e la preoccupazione di residenti e turisti con tanti video e foto postati sui social network. Non si tratta però di nessun tipo di inquinamento, quel colore è dovuto alla rottura di una parte di condotta del Fiumefreddo che trasporta l'acqua sino a Messina. Il guasto incontrata a Terre Rosse nei pressi del Sant'Alessio Village, denominata così per la conformazione argillosa, e quindi lo scaricammare dopo aver assunto quel colore. Le squadre di Amam sono al lavoro e contano di riparare in tempi brevi la rottura, ma l'azienda ha preannunciato qualche disagio nell'erogazione di acqua per le prossime ore a Messina, essendo stato chiuso il flusso per consentire i lavori. Tutto questo mentre in città è acceso il dibattito sulla potabilità dell'acqua, argomento che è arrivato in Consiglio Comunale perché dopo l'ordinanza del sindaco dello scorso 5 settembre per l'immissione nella condotta dell'acqua di 5 nuovi pozzi individuati in quel periodo in piena emergenza siccità per tutta la regione, manca ancora oggi la certificazione di idoneità alla potabilità da parte dell'ASP, l'unico ente che può rilasciarlo. Sono trascorsi 8 mesi, periodo in cui l'acqua era buona per il comune ma non ufficialmente potabile. Solo nelle ultimissime ore è arrivato un giudizio provvisorio di idoneità per uno dei 5 pozzi attivati a settembre, quello di Mili, e il PD ha presentato una mozione per chiedere ad Amam uno sconto in bolletta per i messinesi. Torna domani al Massimino di Catania un gol per la solidarietà. Le squadre di attori, cantanti, giornalisti e VIP scenderanno in campo contro il bullismo. Simona Mazzone.
La 17ª edizione di Un Gol per la Solidarietà è uno degli eventi più attesi dell'anno. Si scende in campo domani mattina allo Stadio Massimino di Catania con un messaggio diretto alle nuove generazioni, una partita contro il bullismo. Sì, il progetto nasce per quello nel 2004, negli anni si è evoluto e ci piace raccontare che è un giusto mix di sport e spettacolo finalizzato a un aspetto sociale, ma anche una bellissima festa per la città di Catania. Tanti volti conosciuti ai VIP che si affronteranno in campo. È un format trasversale, tantissimi gli artisti presenti e gli ospiti presenti in campo e quindi praticamente il risultato sarà che vedremo sugli spalti tantissimi genitori, ragazzi, tante persone che verranno ad assistere a questa grandissima festa per la città di Catania. L'evento vedrà schierate le formazioni della Nazionale Artisti TV e stelle dello sport, delle All Star Sicilia, del Dream Team e della Nazionale Giornalisti. Confermata tra gli altri la presenza attesissima, soprattutto dalle nuove generazioni, del cantante Luke 3, direttamente da Amici di Maria De Filippi. Chi volesse prendere parte all'evento cosa deve fare? Allora, domani mattina dalle 8 in poi saranno aperti i botteghini di Piazza Spedini appunto per poter consentire a chi vive fuori Catania di poter prendere parte all'evento. Quindi ci aspetta una grandissima giornata di sport e spettacolo, stadio pieno e gli ultimi biglietti disponibili sono stati riservati appunto e saranno messi in vendita domani mattina alle 8 presso gli sportelli di Piazza Spedini. E adesso una pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, partita alle 12, la prevendita dei biglietti per Catania Giuliano di domenica al Massimino sino a giovedì, prelazione possibile per gli abbonati, prezzi uguali a quelli del campionato. Sul fronte squadra Toscano ritrova Quaini che ha scontato la giornata di squalifica, il servizio di Francesco Triolo. La prima tappa di avvicinamento al playoff di domenica sera al Massimino contro il Giuliano è stata a Cosenza. Ieri lì il Catania ha svolto il suo primo allenamento settimanale, reduce dalla trasferta vittoriosa del giorno prima a Potenza. Una seduta di scarico per chi ha giocato al Viviani, una più intensa, quasi 2 ore per gli altri. Oggi Toscana ha concesso al gruppo il giorno libero, ma la testa è già al match di domenica sera. Il tecnico sostanzialmente avrà tutti a disposizione, rientra Quaini dopo la squalifica, sono già recuperati Beders e Guglielmotti. Sono state inoltre azzerate le diffide di Dini, Jimenez, Guglielmotti e Frisenna, mentre il Giuliano dovrà fare a meno di 2 giocatori squalificati, l'attaccante Padula e il centrocampista Peluso. Intanto è partita oggi la prevendita per la gara di domenica organizzata dalla Lega con il supporto del club rossazzurro. Sino a giovedì è prevista una prelazione per i possessori dell'abbonamento che potranno confermare il proprio posto al Massimino, lo stesso della stagione regolare. Contemporaneamente è partita anche la prevendita libera per i posti non occupati dagli abbonati. Giovedì gli eventuali biglietti lasciati liberi dagli abbonati verranno immessi nel circuito della vendita libera e saranno a disposizione di tutti. I prezzi sono gli stessi del campionato, in totale i biglietti a disposizione sono 19.800, facile prevedere il tutto esaurito per un match atteso da tutta la città. Il Catania ha 2 risultati a disposizione, vittoria o pareggio al 90°. In caso di superamento del turno, il Catania grazie al quinto posto giocherà in casa anche il secondo turno in programma mercoledì 7 maggio, sempre col vantaggio del doppio risultato. Ma intanto occorre pensare al Giuliano. E adesso una pausa, tra poco altri aggiornamenti. Per questa edizione non ci sono altri aggiornamenti, grazie per averci seguito e buona serata.